Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Per non dimenticare lo stupro di gruppo alla Villa, davanti al Tribunale di Catania le donne in sit-in solidali con la tredicenne vittima della violenza di martedì. Intanto, conclusi gli interrogatori dei 7 giovani egiziani, attesa la convalida dei fermi. È stata una violenza contro tutta la città, lo sconforto del sindaco trentino che nelle nostre dirette per Sant'Agata ha richiesto anche risorse e nuove unità delle forze di vigilanza e sicurezza. In fuga da Villa Bellini, lo stupro della tredicenne ripropone l'emergenza sicurezza nel cuore di Catania. Molti catanesi sconsigliano a figli e nipoti di frequentare Villa Bellini, altri sono già stati rapinati o molestati. Nel vivo la festa di Sant'Agata, la patrona di Catania che da ieri riceve l'abbraccio del suo popolo. Tra poco i passi salienti del solenne pontificale celebrato in cattedrale dal Cardinal Semeraro. La grandissima folla e il bel tempo hanno rallentato il giro esterno, durato addirittura 24 ore, come mai prima. L'arcivescovo Renna è intervenuto personalmente a richiamare i devoti, sollecitandoli ad andare avanti. Nuova mobilitazione degli agricoltori siciliani, il presidio sulla Palermo-Sciacca, non ci fermeremo se non ci saranno risposte. Ora i manifestanti puntano il dito anche contro la regione siciliana. Calcio, seconda trasferta consecutiva in 4 giorni per il Catania, domani a Picerno i rossazzurri recuperano il match rinviato per neve lo scorso 20 gennaio. 3 vittorie nelle ultime 4 gare, il Messina si mette alle spalle la zona play-out e punta a una tranquilla salvezza. Bentrovati. Per non dimenticare lo stupro di gruppo davanti al Tribunale di Catania, le donne in sit-in vicine alla giovanissima vittima della violenza di martedì scorso. Intanto nelle aule giudiziarie le udienze di convalida dei fermi dei 7 giovani egiziani. Giusy Lazzara. A Piazza Verga stamattina, sulla scalinata del Tribunale di Catania, lo striscione delle donne in sit-in. Sono poche, ma la loro voce contro la violenza feroce sulla giovanissima ragazza di 13 anni, aggredita dal branco nei bagni della Villa Bellini, non si spegne. Anzi, sono pronte a nuove manifestazioni per mantenere alta l'attenzione. Noi siamo qui proprio per dire che siamo dalla parte della vittima e che seguiremo questo processo, anche perché ci siamo resi conto che spesso quando si parla di reati di questo genere, di stupri e in questo caso di stupro di branco, si tende soprattutto a comprendere il contesto in cui matura quella prevaricazione, quella aggressione, e quindi a minimizzare il reato o a sminuire la colpevolezza di ciascuno degli imputati in questo caso. Quindi dobbiamo cercare di vigilare pure su questo. E sul fronte delle indagini nessun aiuto è arrivato dalle telecamere dei giardini comunali perché ancora non attive. Importanti invece sono le dichiarazioni della vittima. Sotto shock ma determinata a volere giustizia per la violenza subita. Dice con fermezza: io ho visto soltanto 3 di loro, 2 mi hanno violentata, l'altro guardava ma il mio ragazzo li ha visti tutti e i 3 li riconoscerà. A un investigatore dà l'impressione di una ragazzina molto più matura dell'età che ha. Intanto dentro le aule giudiziarie gli interrogatori di garanzia per i 7 imputati, 5 maggiorenni e 2 minorenni, tutti egiziani accusati di aver violentato la ragazza davanti al fidanzato bloccato dal branco. Solo in tarda mattinata, conclusi gli interrogatori, così il legale dei 2 degli imputati maggiorenni fermati. Quello di cui sono stato nominato difensore d'ufficio non ha reso dichiarazioni, si è avvalso completamente della facoltà di non rispondere. L'altro soggetto che di cui sono stato nominato in udienza invece ha voluto sottoporsi a interrogatori. Erano nella stessa comunità? Loro erano ospiti? No. Uno era, se non mi sbaglio, in comunità, l'altro invece viveva da Ciriala. In serata è attesa la convalida dei fermi per i giovani egiziani.
La violenza nella Villa Bellini è stata perpetrata contro tutta la città di Catania, lo conferma con dolore il sindaco trentino, che ripropone il problema della sicurezza in città e del numero esiguo di forze di polizia e vigili, argomenti che ha anche recentemente affrontato nel corso delle nostre dirette per Sant'Agata. Simona Mezzone. 100 vigili. Dobbiamo prima ottenere le somme e poi si devono fare i concorsi. Non è un percorso breve. Io sarei già la persona più felice del mondo se bastassero 12 mesi. Così il sindaco di Catania Trantino, ospite nei nostri studi dopo la sua trasferta romana, annunciava l'arrivo non proprio imminente di 100 vigili urbani. Era il 19 gennaio e nessuno avrebbe potuto immaginare quello che sarebbe accaduto qualche giorno dopo alla Villa Bellini. Un orrore senza fine che pone l'accento sulla questione della sicurezza. Oggi Trantino, sullo stupro di gruppo ai danni della tredicenne, sulle pagine del quotidiano La Sicilia parla dell'episodio definendolo una violenza commessa nei confronti dell'intera città. In queste giornate dedicate a Sant'Agata, un dispiegamento di forze dell'ordine e di polizia municipale in ogni angolo del centro cittadino. Poi accade che durante la quotidianità, in un giorno qualunque, dopo le 19 di sera, una ragazzina debba subire una tale brutale violenza in un luogo aperto alla città, un giardino pubblico, senza controlli, con poche telecamere, 15 delle quali pare solo 5 funzionanti. Videosorveglianza che di certo non funge da deterrente, seppure torna utile per identificare gli autori di un reato. Ma servono più uomini delle forze dell'ordine, più vigili urbani, anche l'esercito si occorre. Però i tempi sono incredibilmente lunghi e poi la burocrazia e la mancanza di fondi. Per quel che concerne l'assunzione dei vigili urbani, ho parlato sia col sottosegretario Mantovano che con la sottosegretario Ferro, che mi hanno dato la loro massima disponibilità. Naturalmente il problema adesso è individuare le risorse, quindi da questo punto di vista stanno cercando di individuare le risorse per consentirci l'assunzione dei 100 vigili e molto altro che abbiamo chiesto. Di fronte a questo terribile episodio, intanto un po' tutti ci siamo sentiti colpiti e come adulti anche responsabili per non essere riusciti a proteggere chi a 13 anni va tutelato in una città civile. In fuga da Villa Bellini, lo stupro della tredicenne solleva il tema dell'emergenza sicurezza nel cuore di Catania e molti catanesi sconsigliano a figli e nipoti di frequentare Villa Bellini. Altri sono già stati rapinati o molestati proprio lì. Tonino De Mana. Io sono stata rapinata alla Villa Bellini mentre pattinavo, sono riuscita a togliermi l'orologio e infilarmelo nei pantaloni. Lo stupro della tredicenne apre uno squarcio sull'emergenza sicurezza in città e ripropone scenari inquietanti con effetti a cascata proprio su Villa Bellini. Non è un mistero però che il giardino, tanto caro ai catanesi, sia un luogo insicuro tra baby gang, incivili e molestatori. Sono fortemente schifata e rammaricata perché avendo delle figlie, dei nipoti, io nella mia città non posso sentirmi sicura, ma si parla della Villa Bellini come si può parlare anche di una via interna di Catania, cioè la sicurezza e la tutela al cittadino. Dove stanno queste cose? Ho chiamato i carabinieri perché ci sono guardoni, persone nascoste, quindi sarebbe importante avere più sicurezza. Purtroppo ci rendiamo conto che viviamo in dei tempi in cui ancora noi ragazze non possiamo uscire tranquillamente. A Villa Bellini c'è una sicurezza oppure no? Secondo me no. Mi dispiace parlare così, ma non c'è. Infatti io sconsiglierei ai miei nipoti di venire qua all'imbrunire. Si unisce al coro anche l'ex assessore, il leghista Fabio Cantarella. C'è stata una festa dentro al municipio con la Premier e altri illustri ospiti che io avrei evitato in un momento in cui appunto delle famiglie sono sofferenti per questi gravissimi fatti che sono verificati, a mio avviso anche per responsabilità del Comune, che poteva fare molto di più per implementare i livelli di sicurezza e prevenire tale episodio. Ecco, non manderei mai le mie figlie all'interno della Villa Bellini, che in questo momento è un luogo insicuro. Villa Bellini è solo la punta di un iceberg di una città che non brilla alla voce sicurezza. Oltre Villa Bellini anche il territorio a Catania è abbandonato, non c'è un vigile urbano, la polizia si vede di tanto in tanto, ma quello è un altro discorso, il territorio deve essere vigilato. Occorrono più controlli o forse occorrono rinforzi, perché da queste parti la paura fa 90.
Intanto è entrata nel vivo la festa di Sant'Agata, la patrona della città, che da ieri riceve l'abbraccio del suo popolo. La giornata dedicata alla martire catanese si è aperta stamattina con il solenne pontificale celebrato in cattedrale. Ascoltiamo un momento dell'omelia pronunciata dal cardinal Semeraro, che punta il dito contro l'indifferenza. In Italia, altrove forse sì. Certamente sì, ma almeno in Italia non c'è un governatore come Quinziano che mette a morte Sant'Agata. Da noi non c'è questo, ma possiamo star tranquilli? Non c'è nient'altro? C'è qualcosa tra noi di altrettanto drammatico e si chiama indifferenza. L'essere divenuti noi cristiani indifferenti agli occhi del mondo. Questa è una delle più gravi sfide per la Chiesa. Sono le due vie che anche oggi, ce ne sono altre certamente, Gesù ci indica quando ci dice non avere paura, non avere paura. Vuole farci capire che la vita cristiana non è turismo religioso, ma ci incoraggia a cogliere le difficoltà insite nel nostro essere discepoli di Gesù come occasioni per diventare ancora più missionari, per crescere ancora di più nella fiducia che il Padre non abbandona mai i suoi figli. Ecco, è l'esempio che ci giunge anche da Sant'Agata, non mandare in pensione la speranza. È durato addirittura 24 ore il giro esterno di Sant'Agata, che ieri è arrivata alla salita dei Cappuccini alle 22, come non era mai accaduto prima. Un ritardo senza precedenti, tanto che l'arcivescovo Renna durante la lenta processione è intervenuto personalmente richiamando i devoti. Simona Mazzone. Ragazzi e bambini fuori! La sintesi della giornata si può racchiudere in queste immagini. L'arcivescovo di Catania Renna che interviene e va a sgridare i devoti. La processione va piano. Sant'Agata mai così lenta nel giro esterno. Via Umberto, percorsa di sera, e la salita dei Cappuccini alle 22. Probabilmente le temperature miti e una giornata iniziata col sole, come non accadeva da tempo, hanno convinto il popolo di Sant'Agata a seguire il Fercolo da vicino per tutto il percorso. Una folla incredibile sin dalle prime ore del mattino. La giornata del 4, quella caratterizzata appunto dal giro esterno, si è aperta con la celebrazione della Messa dell'Aurora in cattedrale da parte dell'arcivescovo. Con l'uscita del busto reliquiario ha poi preso il via la processione partita da Piazza Duomo attraverso i luoghi del martirio e il cuore popolare di Catania. Il Fercolo da qui ha attraversato Porta Uzeta, via Dusmet e gli archi della Marina. Ha proseguito, lento, il suo cammino verso Piazza dei Martiri, la stazione, Piazza Iolanda, via Umberto, Piazza Carlo Alberto. Poi il Fercolo ha finalmente raggiunto Piazza Assesicoro intorno alle 20:40. Dopo il messaggio dell'arcivescovo alla città, ecco la tradizionale salita dei Cappuccini, percorsa qualche minuto prima delle 22, un orario senza precedenti. Il giro si è concluso con il percorso che si è spostato in via Plebiscito, Porta Garibaldi ed infine gli attesi fuochi del Fortino. Adesso si può rientrare in cattedrale. Sono le 8 del mattino, dopo ben 24 ore. Tra i suoi fedeli Agata torna a riposare sull'altare maggiore nella sua giornata, in attesa del giro interno alle 17. Tutte le fasi della festa vengono seguite minuto per minuto su Antenna Sicilia e Telecolor e sulla siciliaweb.it. Siamo alle altre notizie. A Paternò, carabinieri vicini all'assassino del marocchino ucciso a coltellate ieri. L'omicidio in pieno giorno vicino a una stazione di servizio. Francesco Aloi. Ci sarebbe uno straniero nel mirino dei carabinieri. Tra lui ed il marocchino ucciso a Paternò ci sarebbero stati dissapori. Gli investigatori quindi avrebbero ristretto il cerchio anche se c'è il massimo riservo. Tutto è accaduto ieri verso l'ora di pranzo. La lite in quest'area di servizio, siamo in via Verga.
Poi la scintilla che ha fatto trasformare le parole in una vera e propria aggressione a coltellate. L'arma però non è ancora stata trovata. Dalla prima ispezione cadaverica, infatti, sul corpo dell'uomo sarebbero state trovate diverse ferite da taglio, ferite mortali per il giovane che agonizzante avrebbe tentato di chiedere aiuto. La conferma comunque arriverà con l'autopsia. Non è da escludere che nelle prossime ore possano esserci novità decisive. I carabinieri sarebbero vicinissimi all'assassino. L'ipotesi di reato nell'inchiesta aperta dalla Procura di Catania è omicidio volontario. Nel comune alle pendici dell'Etna intanto c'è sgomento. Una testata in pieno volto a un agente della Polizia Municipale di fronte all'ufficio anagrafe di Licata. Pare che l'aggressore sia stato già identificato, sarebbe un migrante e l'agente ha riportato una ferita alla testa. Nuova manifestazione degli agricoltori siciliani. Stamane presidio sulla Palermo Sciacca. Non ci fermeremo se non ci saranno risposte, dicono i manifestanti che adesso puntano il dito anche contro la regione siciliana. Marco Gullà. Promettono di non fermarsi, di manifestare, protestare ad oltranza. Questa mattina lungo lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, all'altezza di Sambuca di Sicilia, un presidio permanente di agricoltori e allevatori della Valle del Belice ha protestato contro le politiche dell'Unione Europea che riguardano il loro comparto. La nostra produzione, dicono gli agricoltori, a partire da quella del grano, è remunerata poco e male. È evidente che questa politica agricola comune ci danneggi. Intanto le risposte le chiediamo alla regione siciliana, chiediamo se è dalla parte nostra e quindi si fa carico degli interessi dei siciliani anche col governo nazionale e con la comunità europea, oppure se è sorda alle nostre richieste. Quello che noi chiediamo a livello europeo è la revisione della PAC, soprattutto la parte che riguarda la percentuale di terreno che deve rimanere non produttivo, ma chiediamo anche altre cose come il pagamento dei contributi attualmente arretrati. Gli imprenditori agricoli considerano sottopagato anche il conferimento delle uve per la produzione vitivinicola, lamentano lo stato di incuria della viabilità rurale e ribadiscono la necessità che la Regione faccia finalmente chiarezza sulla salubrità dell'acqua del lago Arancio che continua ad essere inutilizzabile. Giovedì altra manifestazione, questa volta a Partinico nel Palermitano, attesi oltre 400 trattori da tutta la Sicilia per una nuova protesta in attesa di risposte che fino adesso tardano per gli agricoltori ad arrivare. Palermo, ferito gravemente in uno scontro stradale, fugge 2 volte dall'ospedale perché senza assicurazione. Il giovane, che era alla guida di uno scooter, ha riportato traumi alla testa e al volto. Prima ha lasciato la barella del pronto soccorso dove era stato trasportato in codice rosso, poi rintracciato e trasferito in chirurgia per un intervento, è sparito di nuovo. Una riserva naturale trasformata in pista di motocross. Ecco, tra poco, vedete le immagini, si vedono alcuni motociclisti, sono 6 in tutto, che ieri mattina hanno scelto di scorrazzare fra le dune e il bagnasciuga di Torre Salsa, che qualche anno fa è stata premiata come la spiaggia più bella d'Italia, è zona naturalmente protetta in provincia di Agrigento. E queste brutte immagini riprese da un naturalista sono state subito inviate ai carabinieri. I centauri rischiano pesanti sanzioni. Panini e droga. E la dipendente di un supermercato di Ortigia, centro storico di Siracusa, consegnava ai suoi clienti, oltre ai panini imbottiti, anche stupefacenti già suddivisi in dosi, e l'uomo è stato arrestato. Facciamo una pausa breve, tra poco il calcio con le ultime su Catania e Messina. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Il Catania torna domani a Picerno dopo il rinvio per neve dello scorso 20 gennaio. È la seconda trasferta consecutiva dopo quella di Foggia in cui gli etnei hanno portato a casa un punto. Marco Carli.
Nei giorni di Sant'Agata al Catania tocca, se così possiamo dire, incorniciare i momenti della festa. E allora, dopo il pareggio del 2 febbraio fra i rossazzurri e il Foggia, ecco la partita del 6, ancora in trasferta, sul campo del Picerno. Gli etnei arrivano al recupero della 22esima, il 20 gennaio scorso la partita è stata rinviata per neve, ancora aggravati dalle troppe assenze. La dirigenza è al lavoro per portare in tempi rapidissimi un tassello dal mercato degli svincolati. L'autostima è però lievemente in ascesa dopo la partita, il secondo tempo soprattutto dello Zaccheria, in cui quantomeno si è vista una squadra compatta nonostante l'inferiorità numerica. Segnali in apertura di un mese di febbraio che sarà determinante per provare a risalire la china in campionato e per i destini della Coppa Italia. A Picerno i rossazzurri si troveranno di fronte a quella che è da tutti considerata la squadra rivelazione del campionato, stabilmente nelle zone alte della classifica, un gioco collaudato e con il capocannoniere Murano. I precedenti stagionali sorridono però al Catania, che ha battuto i lucani nelle 2 partite giocate al Massimino. A settembre, in panchina c'era ancora Tabiani, la sfida è stata decisa da una doppietta di Di Carmine. A novembre, nell'interregno di Zeoli, è arrivato invece il rocambolesco 3-2 di Coppa Italia. Allo stadio Curcio, Lucarelli con Welbeck e forse anche Teio al centro del motore si gioca le sue carte sperando di imitare i predecessori. Picerno-Catania sarà raccontata come sempre da Telecolor, 3 ore live, collegamenti con lo stadio, commenti da studio, interazione da casa e alla fine le interviste ai protagonisti in campo. Dopo il successo sulla Virtus Francavilla, il Messina ha 6 lunghezze di vantaggio sul quintultimo posto occupato dal Monopoli. Domenica prossima, trasferta complicata sul campo dell'Avellino, secondo in classifica. Sergio Colosi. Nel momento di massima difficoltà, il Messina pesca sempre energie e soluzioni impensabili. È accaduto in varie fasi della stagione, anche sabato, contro la Virtus Francavilla, che non ha approfittato della superiorità numerica e dell'emergenza nella difesa giallorossa, fino all'errore di Molnar, che ha aperto la strada alla prodezza di Frisenna. 18 punti nelle ultime 9 gare, con una sola sconfitta contro il Cerignola, soddisfatto il tecnico Giacomo Modica. Siamo contenti di quello che stiamo allungando in termini di zona calda nella parte sotto, però non mi illudo, mi fa solo piacere. Noi abbiamo allungato un po'. Dobbiamo sognare, perché è giusto e lecito sognare che non costa niente, ma dobbiamo anche pensare che non abbiamo fatto niente di straordinario, siamo ancora a 29 punti, siamo dentro una situazione molto ibrida nella parte sotto, perché basta che ti scivola il piede 2 volte e ti ci ritrovi dentro invischiato come non mai. Bisogna avere quella consapevolezza sana, quella giusta, che ti permette di viverla in maniera serena, ma sapendo prima che c'è uno step da raggiungere, che è quello della salvezza. Dopodiché possiamo parlare di tutto e di più dopo aver raggiunto quello che è una prima parte nostra di obiettivo. Giudizi differenti per i 3 nuovi. Piana poco impegnato, Zona propositivo sulla fascia sinistra e Dumbravano a volte incerto. La 3/4 con Rosafio e Mausso e Zunno, gli ultimi 2 a segno, è sempre un valore aggiunto. Per il Messina adesso un trittico di avversari campani. Domenica l'Avellino al Partenio, mercoledì 14 il Sorrento in casa e domenica 18 a Giuliano. Villa Bellini come Central Park? Non suoni provocatorio l'accostamento, anche perché nel parco al centro di New York molte cose sono cambiate dai violenti anni '80. Addirittura al tempo di coronavirus ci hanno piazzato dentro pure un ospedale da campo, quindi figuriamoci. Qui a Catania i problemi sono chiari e altrettanto gravi, avete sentito gli umori dei catanesi poco fa. Non è possibile che avvenga l'orrore che sappiamo a un passo da via Etnea alle 7 della sera, senza la minima sorveglianza e con pochissime telecamere in funzione, ammesso che fossero in funzione. E comunque le telecamere non servono come deterrenti, purtroppo. Ci vogliono le divise, i lampeggianti, le pattuglie che girano. E alla Villa Bellini, diciamolo, se ne vedono solo adesso, a dramma avvenuto. Ora, l'ingresso principale del parco dà su via Etnea, che ultimamente è popolatissima a tutte le ore, di pattuglie in auto, persino di poliziotti a cavallo, bellissimi, suggestivi, ci sono in tutte le metropoli. Possibile che a nessuno sia venuto in mente finora di far fare a questi agenti il giro largo, come si dice, passando e ripassando continuamente anche dalla villa, che è lì, a un passo,
perché sinceramente ce lo ricordiamo, il sindaco Trantino che ripete da quel dì che a Catania mancano centinaia di vigili, che Roma non ce li dà, che i soldi non ci sono, insomma non se ne può più. Provate a dirlo a quella povera tredicenne rimasta sola con il suo fidanzatino immobilizzato mentre subiva la violenza di quegli assatanati, urlando, dimenandosi come poteva, senza nessun aiuto, con le sue grida nel deserto. Ci fermiamo qui, CG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.